La Calabria diventa zona gialla, riaprono ristoranti e bar dalle 5 alle 18 e la gente affolla le vie dello shop. Una donna di Celico, un uomo di Roggiano Gravina, gli ultimi decessi in ordine di tempo a causa del Covid all'Annunziata di Cosenza, 3 i nuovi medici contagiati, 228 i nuovi casi in regione. Iniziano i primi contatti e gli incontri in vista delle regionali in programma per il 14 febbraio in Calabria. Il centrodestra sembra aver individuato il candidato alla presidenza. Il lockdown penalizza palestre e strutture sportive oltre le scuole di danza. I ristori servono a poco, ci dicono, rischiamo di non aprire mai più. Avrebbe rapinato un ufficio postale a San Ferdinando nel Regino il 7 luglio scorso, rubando 7.500 euro. Oggi l'arresto del presunto autore, si cerca il complice. Terzo KO casalingo per il Cosenza, che contro la Reggiana sciupa diverse occasioni da gol e subisce la rete dell'ex Varone. Buonasera dalla redazione del TG10. La Calabria si sveglia in zona gialla, riaprono bar e ristoranti, sono oltre 15.000 i gestori dei locali che dalle 5 alle 18 potranno ospitare la clientela all'interno degli esercizi di ristorazione. Intanto la gente torna ad affollare le vie dello shopping. È domenica 13 dicembre e la Calabria si è risvegliata in zona gialla. Questo vuol dire più libertà, bar aperti fino alle 18. Centri commerciali chiusi perché è festivo e prefestivo, oggi è domenica, ma qui sulla via principale di Cosenza, una delle vie dello shopping, è praticamente piena di persone. C'è la corsa a fare i regali oppure a un semplice caffè con un amico. Che sapore ha questo primo aperitivo in zona gialla? Beh, l'aperitivo in zona gialla è certamente una conquista che ci siamo guadagnati con l'attenzione e con il rispetto dei decreti in questo periodo. Adesso abbiamo un altro obiettivo: per avere altri aperitivi in zona gialla dobbiamo continuare a rispettare le regole. Proprio un piacere, ci mancava questo caffè. Siamo ripartiti, speriamo bene che non ci rifermiamo di nuovo. Pareva un po' meglio sicuramente. I negozi obiettivamente tutti quanti, rispettano tutte le norme, quindi da questo punto di vista ci sentiamo anche più sicuri, quindi cerchiamo di incentivare anche gli acquisti locali in modo da far ripartire bene l'economia, speriamo. Il problema è che se non rispettiamo le regole probabilmente andremo incontro sicuramente ad una terza ondata, ma il problema sta nella coscienza delle persone di rispettare le regole. I primi regali di Natale sono questi? Sì, i primi, anche gli ultimi. Perché gli ultimi? Perché non è il momento di andare girando per i negozi, è un momento molto preoccupante, insomma. Abbiamo fatto un po' di shopping, ne abbiamo approfittato che in questo periodo ci hanno, tra virgolette, liberato. E come vedi la situazione questa mattina? No, abbastanza tranquilla, vedo movimento, la gente sta comprando, siamo soddisfatti. Non si può vivere nella paura, quindi bisogna convivere con questo virus, attenerci alle regole che ci hanno dato e andare avanti. Per me è la stessa cosa alla fine, non cambia niente. Dobbiamo stare più attenti, questo è l'essenziale. Che sapore ha questa prima passeggiata in zona gialla? Bella, anche perché comunque io non sono del posto, quindi sono campano. La Campania non è zona arancione ancora. E come ha fatto a scendere fino a qua? Ho fatto l'autocertificazione. Tampone, autocertificazione. Un po' di paura c'è, però intanto dobbiamo vivere. Essere in zona gialla non risolve però il grave problema rappresentato dal Covid. Ad affermarlo è il presidente facente funzioni Nino Spirlì. Il virus è attivo e continua a vivere in mezzo a noi. I calabresi dovranno continuare a mantenere un comportamento responsabile, saper gestire con doveroso autocontrollo ogni attività personale, familiare e sociale, al fine di evitare un peggioramento di cui conosciamo abbondantemente gli effetti nefasti. Cosa si prova a svegliarsi in zona gialla? Più contenti. Beh, allora vediamo invece la sintesi del bollettino regionale con i dati relativi alla giornata di oggi. Alle ultime 24 ore stabili i contagi, calano ed è costante questo calo di terapie intensive e anche di ricoveri reparti ordinari. C'è sempre un dato pesante che riguarda i decessi, sono 8 oggi. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 384.341 soggetti, più 2.061 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 19.796, più 228 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 112, a Catanzaro 7, a Crotone 15, a Vibo Valentia 19, Reggio Calabria 75, da altra regione sottoestero 0.
I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 339 nei reparti di malattie infettive e 23 nelle terapie intensive. 8 i decessi nelle ultime 24 ore. Di questi 8 decessi, 5 sono avvenuti in provincia di Cosenza, territorio più ampio sicuramente, ma anche più interessato insieme a quello della provincia di Reggio Calabria da questa seconda ondata. Gli ultimi decessi a Cosenza, una donna di Celico, uno di Roggiano Gravina, questi sono i dati e ci sono anche dati preoccupanti che riguardano il contagio dei medici all'ospedale dell'Annunziata. La Calabria è zona gialla in virtù dell'RTI che si è abbassato e di molto e oggi è allo 0,67. Questo non significa che il virus sia scomparso, come magari immaginano le migliaia di persone che ieri hanno affollato le strade dello shopping, da Cosenza a Catanzaro e a Reggio, tant'è vero che il governo si è subito allarmato. Nella nostra regione, l'area in cui il virus fa sentire il suo peso è fuori dubbio quella del Cosentino, che continua a far registrare decessi e contagi. Gli ultimi 2 in ordine di tempo si sono registrati all'Annunziata di Cosenza. Una donna di Celico e un uomo di Roggiano Gravina hanno cessato di vivere proprio a causa del Covid. Ma proprio in ospedale preoccupa la situazione del contagio che coinvolge interi reparti con medici e infermieri risultati positivi. 3 i nuovi casi che hanno coinvolto medici in servizio a neurologia, rianimazione e cardiologia interventistica. Ultimi in ordine di tempo di una lunga scia di contagi verificatisi proprio nel Lab Bruzio. Perché così tanti? Una spiegazione a questo fenomeno la dà il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Cosenza, Corcione, che dice che il contagio corre veloce anche perché la struttura che ospita il nosocomio è vecchia, vetusta e presenta molte criticità. La parola d'ordine è quindi cautela, anche perché con l'approssimarsi delle festività natalizie la voglia di lasciarsi andare per recuperare la socialità di ieri è forte e irrefrenabile e ciò può rendere vano tutto il rigore al quale siamo stati sottoposti nei mesi scorsi. C'è poco da fare, l'obiettivo è e resta uno solo, il vaccino, che in una prima fase in Calabria coinvolgerà 58.000 persone. Si tratta di operatori sanitari e sociosanitari e il personale e gli ospiti delle RSA. Tra il Covid e la cronaca fa capolino la politica, iniziano i primi contatti e gli incontri in vista delle regionali in programma per il 14 febbraio in Calabria. Il centrodestra sembra aver individuato il candidato alla presidenza. Il 14 febbraio si vota, anzi si dovrebbe votare Covid permettendo. I partiti cominciano pian piano in maniera ufficiale, ma molto attivamente in maniera non ufficiale, a preparare la strategia che questa volta dovrà essere forte e convincente viste le ultime esperienze. Il nodo è sempre quello, candidato credibile, capace di rassicurare i calabresi. Operazione questa, non certo facile. Nel centrosinistra si registra la spinta dei sindaci che dopo l'ultima sortita a Roma vorrebbero contare di più e non essere sempre relegati al ruolo di portatori d'acqua. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si incontrano. Non si capisce bene se per trovare un'intesa o se per verificare e ascoltare le reciproche aspettative. Intanto Tanzi, già ampiamente reclamizzato da settori vicini al PD, diserta l'incontro. Lo fa con un comunicato duro, preciso ed efficace. Nel centrodestra la scelta del candidato alla presidenza spetta a Forza Italia. C'è chi è pronto a giurare che il nome ci sia già, ma che prima di renderlo noto si dovranno consumare, come si dice in gergo, un po' di passaggi. In molti ambiscono, ma la sensazione è che i giochi siano già fatti. Sul fronte dei movimenti che in ogni competizione elettorale prima della definizione di liste e candidature piazzano la loro proposta, c'è grande agitazione e presto qualche progetto più o meno credibile vedrà la luce. Altro argomento, l'ambiente, Comostro di Simeri, l'assessore regionale De Caprio dice paesaggio violentato, ma la regione c'è, sopralluogo nell'area in cui doveva sorgere un golf resort, da qui può partire il riscatto della Calabria. Sentiamo. Andiamo avanti e cerchiamo di mantenere unito quello che gli altri vogliono dividere. Questo è lo scopo del sindaco, mio e vostro, quindi facciamolo. Questo posto deve diventare qualcosa di importante. Ora iniziamo a avere già le idee chiare. Intanto una cosa importante è l'accenno che abbiamo fatto a una progettazione
che secondo me dovremo mettere in tavola anche con l'università a disposizione del sindaco. Nei giorni scorsi l'assessore regionale all'ambiente Sergio De Caprio ha effettuato un sopralluogo insieme al sindaco di Simeri Crichi Pietro Mancuso sul luogo in cui sorge un'incompiuta, il Golf Resort di Italia Turismo, un progetto realizzato a cavallo fra il 2007 e il 2008 e il cantiere è partito l'anno successivo per poi bloccarsi a fine anni 2015 per un contenzioso con il General Contractor Proger. Poi una serie di vicissitudini che ecco cosa hanno creato: un ecomostro, un'incompiuta che deturpa un bellissimo tratto di macchia mediterranea. La regione è qua, io sono insieme al presidente Iole Santelli, sono accanto al sindaco di Simeri Crichi, insieme a questa comunità, perché crediamo che questo ecomostro deve diventare il futuro, deve diventare la prosperità di questa bellissima zona. Lo faremo insieme, questo percorso, lo faremo insieme al commissario Arcuri, che sicuramente non potrà abbandonare ciò che appartiene alla Calabria, ciò che è il diritto alla dignità delle nostre comunità, di questa terra che è la terra del Mediterraneo, che è la bellezza del Mediterraneo, che è il turismo del Mediterraneo. Lo dobbiamo costruire, lo faremo con la caparbietà, con la tenacia, con la testardaggine che ci appartiene e di cui siamo fieri, da calabresi. Il lockdown penalizza attività sportive, piscine e palestre restano ancora chiuse, il rischio è che non riaprano più. Queste che vi mostriamo sono immagini di repertorio, perché la Calabria è zona gialla da oggi, ma palestre e piscine restano ancora chiuse. Il settore, già provato dal primo lockdown, è allo stremo e questa ulteriore stretta sullo sport rischia di far morire definitivamente molte strutture che quasi certamente non avranno più la forza di riaprire in futuro. C'è una proposta da parte di un istruttore di arti marziali che sentite cosa ci dice. Perché non utilizzare le palestre come ambienti dove il virus, in questo caso, viene monitorato e controllato? Mi spiego meglio. Chi accede nella mia società, per esempio, sanifica le mani, si controlla la temperatura, si lavora a distanza di 2 metri, quindi il rischio di contatto all'interno della struttura è zero. Cosa succede poi? Nel momento in cui un ragazzo, un atleta che viene nella struttura e io misuro la temperatura ed ha dei decimi di febbre, lui è costretto a fare il tampone. Quindi cosa succede? Io prevengo e andando nei registri, perché nei registri del giorno io so questo ragazzo in che ora e in che giorno è stato nella mia struttura e con chi è venuto a contatto, faccio fare a raffica i tamponi a tutte le persone con cui è venuto in contatto. Quindi secondo me le palestre potevano essere sfruttate perché sono luoghi sani dove il contagio non prolifera e nel caso in cui dall'esterno viene verso la palestra si individua la persona contagiata e si riesce a trovare una soluzione. Quindi non capisco, è un'operazione al contrario. Questa cosa razionalmente non mi spiego perché il luogo più sicuro venga demonizzato. C'è comunque preoccupazione e scetticismo. I gestori degli impianti sono convinti che le persone anche in futuro saranno timorose e non frequenteranno questi luoghi per paura del contagio. Se deve fare assembramento in un posto dove non serve a niente o in un centro commerciale all'aperto senza neanche comprare, solo passeggiare è pieno, però in un posto dove comunque tu sai che entrano 20 persone, sono tutte e 20 registrate perché abbiamo il foglio delle registrazioni, quindi qualsiasi cosa succede non solo si può bloccare subito il flusso del virus, ma in più ci sono le precauzioni, perché in palestra sei obbligato a pulire, sei obbligato a mettere la mascherina, sei obbligato a fare tutto. Situazione controversa anche quella che riguarda le scuole di danza che in pratica hanno chiuso la maggior parte le attività dal mese di marzo, i timori non solo soltanto dei titolari come in tutte le attività sportive, questo è un anno perché ormai è quasi un anno di stop per tutti e quindi per la crescita professionale, sportiva, fisica dei ragazzi. Le preoccupazioni sono anche di genitori e degli aspiranti ballerini, sentiamo.
Fra le attività penalizzate da questa pandemia ci sono anche le scuole di danza che hanno dovuto fare i conti prima con i saggi annullati e poi con le paure e i timori dei genitori. Diciamo che il tutto è partito da marzo e non è mai finito. Ci hanno dato la possibilità di riaprire, ma fondamentalmente già sapevano di richiuderci, quindi quello che hanno fatto è solo una cosa: dal 6 luglio, se non erro il 6 luglio, ci hanno dato la possibilità di riaprire le nostre attività, specie io che comunque svolgo un'attività di contatto, no? Uno sport di contatto che sarebbe salsa, baciata, insomma tutti questi balli caraibici dove comunque vuoi o non vuoi esiste il contatto a distanza ravvicinata. Ci hanno dato questa possibilità il 6 luglio quando sapevano perfettamente che non sarebbe venuto nessuno a scuola, quindi comunque ci hanno fatto riaprire. Ci hanno fatto spendere dei soldi per sanificazione, ci hanno fatto spendere dei soldi per tanta pubblicità, perché ovviamente riapri, specie dopo tutto quello che è successo, che fai? Non fai un po' di pubblicità? Ok, vai a spendere tanti soldi, poi alla fine neanche un mese e sei costretto a chiudere di nuovo. I cosiddetti ristori del governo servono a poco o nulla e lo spettro delle chiusure anche qui aleggia sui titolari delle scuole di danza. 600 euro siamo consapevoli del fatto che ti servono a ben poco, se devi pagare affitto. Cioè fondamentalmente con 600 euro che fai? Ma non è tanto questo, perché alla fine uno può anche rimanere chiuso se ci dovessero essere delle situazioni positive andando avanti, ma così facendo sono passati 10 mesi ma nessuno ci sta dicendo di che morte moriremo. Ecco, nell'anno segnato dalla pandemia ci sono anche delle buone notizie. A Cosenza, nella clinica Sacro Cuore, si è festeggiato il 1000° parto, un trend positivo in questi ultimi anni per la struttura del gruppo I Greco. Ai genitori della piccola è andato un premio simbolico, un assegno di 2.000 euro e un messaggio di speranza per quanti si trovano ad affrontare questo momento particolare, una situazione naturale sì, un bellissimo evento come quello della nascita. Un assegno di 2.000 euro ai genitori del neonato numero 1000 nato nell'anno segnato dalla pandemia nella clinica Sacro Cuore, struttura di Cosenza convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, che conferma il suo trend positivo. Mentre a livello nazionale infatti si registra un decremento delle nascite, la clinica, accessibile a tutti e senza costi aggiuntivi, ha fatto registrare un più 8% di nascite. Emozionata la neomamma che ha chiamato la sua bambina Aurora. Nata in un periodo in cui comunque abbastanza difficile per lei, per noi, e magari può far capire un cambio vita, una rinascita. Il premio per il 1000° parto è un gesto simbolico, ma anche un messaggio di speranza a quanti si trovano ad affrontare questo momento particolare. Il dottore Greco, ex primario di ginecologia dell'ospedale di Castrovillari, adesso segue le partorienti nella struttura del gruppo I Greco. Oggi festeggiamo, si può dire, il 1000° parto, che è la signora che abbiamo visto precedentemente, alla quale la famiglia Greca ha voluto donare un segno di speranza, un brutto momento che stiamo passando. La clinica da tempo offre un servizio di consulenza psicologica alle partorienti molto importante soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. È da 8 anni che è presente questo servizio, che è l'unico presente in Calabria, di psicologia perinatale. Assistiamo le donne sia durante il parto, anche in sala operatoria per chi deve fare il cesareo, e poi successivamente durante la degenza le donne hanno la possibilità di avere questi interventi di psicoeducazione e sostegno all'allattamento. Per noi è importante parlare di un concetto di salute che sia non soltanto dal punto di vista fisico, ma psicologico e di sostegno per queste neomamme e per i neogenitori, a maggior ragione in questo periodo pandemico. C'è anche la cronaca. In questo telegiornale: avrebbe rapinato un ufficio postale a San Ferdinando nel Regino il 7 luglio scorso, rubando 7.500 euro. Oggi l'arresto del presunto autore, si cerca anche un complice. Lo scorso 7 luglio aveva compiuto con un complice una rapina all'ufficio postale di San Ferdinando, piccolo centro marino della piana di Gioia Tauro, bottino 7.500 euro. Ieri i carabinieri lo hanno arrestato dopo essere riusciti ad individuarlo. L'uomo, un 48enne di Rosarno, del quale sono state rese note solo le iniziali di nome e cognome, adesso si trova in carcere a Palmi. Infatti il GIP del locale tribunale ha accolto la richiesta avanzata dal PM Davide Lucisano, che ha
condiviso le risultanze delle investigazioni effettuate dai carabinieri, i quali, intervenuti tempestivamente sul luogo della rapina, erano riusciti da subito ad acquisire indizi importanti, in particolare un elemento è risultato risolutivo: il veicolo utilizzato dai rapinatori. Gli autori del colpo infatti avevano cercato di occultare il mezzo per impedirne il riconoscimento, ma i militari lo avevano individuato per tempo e sequestrato. Da qui la identificazione del 48enne di Rosarno. In corso accertamenti per arrivare al secondo rapinatore. Lo sport adesso arriva alla prima vittoria del Crotone, 4-1 sullo Spezia. Messias apre le danze, poi il pareggio di Farias, Reca, Enrique e Messias per il risultato definitivo. Si tratta di una boccata d'ossigeno per la squadra crotonese, ancora ultima in classifica, ma Stroppa dice da qui può ripartire la nostra stagione. Finalmente portiamo a casa 3 punti importanti contro una diretta concorrente. E finalmente è il giusto premio al lavoro che fa la squadra tutta la settimana, a crederci. Non era semplice, sapevamo che il calendario potesse essere difficile, però mantenere mentalità, mantenere idee, mantenere la freschezza, tra virgolette, mentale di allenarsi e crederci. È vero che non abbiamo fatto nulla, perché oltretutto giochiamo fra 3 giorni. Però mantenere questa lucidità e continuare a lavorare nel sacrificio della settimana per portare a casa il risultato con queste prestazioni è motivo di soddisfazione. Questo era Giovanni Stroppa. Andiamo invece al San Vito Marulla a vedere la sconfitta, una sintesi davvero beffarda, quella della partita del Cosenza. Questo è mister Alvini contro Roberto Occhiuzzi, che cambia qualcosa con gli Ozzi in campo per Baez, un Cosenza che osserva insieme alla Reggiana un minuto di silenzio per la morte di Paolo Rossi, un Cosenza che parte molto bene dopo aver subito questo colpo di testa smanacciato dal portiere Falcone, il portiere Costa il colpo di testa. Poi parte una serie impressionante di azioni da gol per il Cosenza, con Carretta protagonista che coglie il palo a destra di Cerofolini, arriva Vera che scheggia la traversa da posizione molto vantaggiosa, ma il destro non è il suo piede e così tira un po' alto e spreca questa grandissima occasione. Non sarà la sola. Ancora il Cosenza che spinge ma si ferma a centrocampo, arriva Cargbo, la conclusione debolissima controllata da Falcone, partita che finirà per infortunio quella di Cargbo. Poi bellissimo scambio, Aieti che stoppa Balulì, ma arriva Carretta alla conclusione con Cerofolini, uno degli ex protagonisti dell'incontro. Poi tocca a Tiritiello, il suo tuffo in colpo di testa sembra destinato a finire in rete, ci mette una pezza Cerofolini, forse con qualche dito riesce ad evitare il gol del vantaggio che evita ancora la Reggiana dopo che Bittante trova Balulì a colpo sicuro, trova però il corpo di Liozzi che si era preparato per mettere la palla in rete. Ancora Carretta sotto porta, anche questa è una grandissima occasione. Come vedete c'è soltanto il Cosenza nel primo tempo, se non con quel colpo di testa, e poi questa conclusione che finisce sui LED del San Vito Marulla. Insomma, partita tutt'altro che noiosa e tutt'altro che negativa per il Cosenza, che però nel secondo tempo cala un po' nella parte iniziale della ripresa e permette al Zamparo di arrivare al tiro da posizione ravvicinata. Poi Kirwan con una conclusione telefonata verso Falcone, partita che si addormenta un po' nel secondo tempo, la sveglia Varone con il gol del vantaggio, ma prima ancora attenzione il Cosenza con Liozzi che prova a mettere sotto le gambe di un avversario il tiro dell'1-0, ma Cerofolini è pronto anche in questa circostanza. Rivediamo la bella idea, tiro non proprio potentissimo e non orientato sul secondo palo. Ancora Bittante di testa e poi dicevamo palla persa probabilmente in modo falloso da Ba a centrocampo, parte contropiede, Varone lo chiude così con il gol dell'1-0 dal limite. Coperto Falcone, lo vedrete da questa immagine, non esulta naturalmente Varone, ex col dente avvelenato, ma non nei confronti della società, della città e dei tifosi. E poi la rimonta del Cosenza tentata con l'assalto negli ultimi minuti, prima Tiritiello viene
sorpreso da questo pallone che è stato deviato all'ultimo istante, ancora Carretta che spinge sulla destra, la girata bellissima di Petre che sfiora il palo alla sinistra di Cerofolini, la disperazione del giocatore romeno che fa vedere di essere tecnicamente pronto. Guardate che bella conclusione, e poi ancora Corsi, bel pallone verso il centro, e qui la palla d'oro è per Ba, che non è effettivamente in giornata e sbaglia anche questa conclusione, così graziando Cerofolini, e poi nel finale, con la partita ormai chiusa, la traversa per la Reggiana. Tutta l'amarezza e la grinta però per le prossime partite nelle parole di Roberto Occhiuzzi, che risponde ai giornalisti. Naturalmente si guarda soltanto al risultato e non a quello che avete visto. Le domande sono pungenti. Occhiuzzi risponde così. Non puoi avere un totale controllo contro un avversario organizzato, un avversario che poi comunque è pronto a sistemarsi, quindi è normale, in quei 20 minuti eri stato schiacciante, poi non può essere schiacciante per una gara, ma devi continuare a fare la gara con equilibrio, con organizzazione, capendo che l'avversario comunque ti risponde colpo su colpo. Questo sapevamo, era una gara comunque con due squadre molto simili, dove c'erano spesso dei cambi di fronte, però credo che oggi, ripeto, c'è rammarico, se c'è qualcosa in più da fare assolutamente mi metto già da stanotte a farla e andiamo avanti, insomma. Il sottoscritto non vuole sentir parlare di alibi, lo sapete, non ho mai contestato nulla a un arbitro, non ho mai contestato niente, se c'è stato qualcosa da prendermi le responsabilità lo faccio e lo continuo a fare. C'è giusto che si deve lavorare tanto, si deve lavorare sulla testa, perché sta diventando un po' una psicosi il non segnare, perché anche oggi sembrava stregata la porta. Quindi. Oltre ad aver costruito queste palle, come le costruisci? Le costruisci con un'identità che tutti voi conoscete benissimo, quindi è una squadra che ha un'identità ben precisa, devi capitalizzare quello che crei, insomma. E adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Un'ultima perturbazione della fase di maltempo che ha caratterizzato la settimana che si sta chiudendo sta per lasciare posto ad una fase di miglioramento grazie ad un promontorio anticiclonico in risalita dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale. Domani cielo generalmente sereno ovunque, locali annuvolamenti si potrebbero attardare ancora sul Reggino ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, in locale diminuzione nei valori minimi nelle valli interne. Passiamo a mari e venti, domani venti dei quadranti settentrionali ovunque tra deboli e moderati, locali rinforzi solo su Ionio-Crotonese. I mari saranno mossi, molto mosso il settore ionico-crotonese e quello tirrenico-vibonese e reggino. Quest'ultimo passerà a mosso dal pomeriggio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, ancora una buona domenica.